motorizzieri e benvenuti in questa nuova motoavventura. Oggi, visto che anche la Sardegna si tinge di arancione, come la mia moto, restiamo in ambito comunale e andiamo a scoprire insieme una piccola chiesa campestre molto venerata in tutta la Gallura, la chiesa di San Battista. Si può raggiungere facilmente percorrendo l'entusiasmante strada statale 127 che collega il paese di Tilsi, a cui appartiene, con il comune di Calangiano, ma arriverei troppo in fretta e pertanto voltiamo per la contrada di Andriezzu, anche perché nel mentre voglio raccontarvi alcune vicende di vita del famoso poeta gallurese Matteo Pirina, noto Cucchetto. Egli infatti trascorse la sua vita proprio in questa contrada, nel suo stazzo di Lubrassu, che all'epoca apparteneva al comune di Calangiano. Visse nel periodo dal 1843 al 1905, in quegli anni in cui non tutti avevano accesso ad un'istruzione, ma egli, essendo figlio di una facoltosa famiglia di piccoli proprietari terrieri, ricevette lezioni di calcolo e di lettura dal maestro Egidio, uno dei pochi maestri itineranti che all'epoca impartivano lezioni di alfabetizzazione in cambio di vitto e d'allusso. Viene definito il poeta degli Stazi proprio perché nelle sue canzoni, in lingua gallurese, molto spesso trova ispirazione nella variopinta natura che lo circondava, ma il suo operato non si limita a questo argomento. Infatti i suoi componimenti trattano temi ben più profondi. Egli parla di fede in Dio, onestà, giustizia, amicizia, famiglia, commenta ed interpreta le nuove leggi del tempo. All'epoca infatti la figura del poeta andava di pari passo a quella del giornalista. Le sue opere, che si declamavano di stazzu in stazzu, lo resero infatti portavoce della stampa del tempo. Egli era un amante della cultura e spesso si recava a cavallo nei vicini paesi di Calangianus e di Testi per acquistare il giornale. Si adoperò inoltre attivamente affinché proprio quest'ultimo paese avesse la sua scuola elementare, scuola che venne istituita ad un anno dalla sua morte nel 1906 e che ad oggi porta proprio il suo nome. Qui, per chi volesse vivere la magia di questi luoghi, c'è un bellissimo e curatissimo bed and breakfast, vedete? Guardate che carino. Qui c'è la pietra che contraddistingue questo luogo, che si chiama Andriezzu, come ho detto prima. Ora andiamo a vedere questa piccola nicchia dedicata alla Madonna di Lourdes, a testimonianza di come in questi luoghi la fede rivesta ancora un ruolo determinante. Ora proseguiamo in direzione Calangianus, perché dobbiamo dirigerci verso la chiesa di San Battista. Ed erano questi i percorsi che prima si facevano a cavallo. Qui la strada si fa serrata e ci immergiamo proprio nella natura. Vengo letteralmente inondato da un intenso profumo di erica e di lavanda. È qualcosa di meraviglioso, indescrivibile, bisogna proprio viverlo. C'è un altro ponticello, se ne approfitto un po' per divertirmi. Sono dei ritornanti. Siamo in primavera, ma non serrato è quasi in condizioni estive, non piove da quasi un mese. Prendendo la storia del poeta Cucchetto, c'è da dire che la sua vita fu segnata da numerosi lutti. A soli 27 anni infatti perse la prima moglie Maddalena e il suo figlioletto. Si risposò con Cassandra, dalla quale ebbe ben 5 figli. Lui restano circa 130 canzoni e 25 brani. Mi ha particolarmente fatto sorridere una sua frase molto simpatica e veritiera, che in gallurese suona così: l'uomo ignoranti è come l'imbriaco, cade a stuppa che ne si spinge. Con questa frase il poeta accomuna l'ignorante e l'ubriaco, in quanto entrambi in piena autonomia cadono in bassezze morali e rovinose scivolate.
Ora ci ricolleghiamo alla statale 127, che è la strada tutta asfaltata, proseguendo per direzione Calangiano Stempio andiamo verso la chiesa di San Bacchisio. Vedete qui al lato della strada c'è una freschissima fonte, qualcuno fa rifornimento. Noi proseguiamo per questo sentiero verso la chiesetta campestre. Qui la vita sembra seguire ancora i ritmi stagionali della natura ed è meraviglioso percepirne la sua quiete mentre la natura esplode e si rinnova con le sue varianti di colore. Ecco qui viene segnalato la deviazione verso la chiesa di San Bacchisio, mentre l'altra strada continua verso il comune di Priatu, la frazione di Priatu. Questo piccolo sentiero ci conduce dritti alla chiesetta campestre. Eccoci quindi arrivati alla chiesetta di San Bacchisio. Ci troviamo alle pendici del Monte Saurru, seconda cima per altitudine del comune di Tilti. Come tutte le chiese campestri si caratterizza per la sua semplicità costruttiva. È infatti una chiesa mononavata dotata di campanile a vela con al centro una piccola campanella. È un edificio con funzione di preghiera e conforto per i lavoratori e gli abitanti del circondario rurale. Non è di certo un grande capolavoro di architettura, ma aveva ed ha ancora oggi dalla sua parte il grande amore della popolazione che sente un forte legame di appartenenza con essa, la rispetta e la protegge. Probabilmente le sue origini sono medievali e nel corso dei secoli ha subito opere di restauro, come si può notare osservando con attenzione le differenti tonalità delle sue mura, realizzate in pietra granitica. Ora entriamo al suo interno ricordando che nelle chiese campestri è consuetudine sempre bussare prima 3 volte per non disturbare le eventuali anime presenti in preghiera. Guardate che carina, la sua unica navata è divisa in 3 aree da 3 archi. Il suo soffitto è realizzato in legno, le sue pareti sono interamente intonacate, mentre la pavimentazione è realizzata in cotto. È una vera e propria oasi di fresco che mi trasmette una sensazione di celestiale beatitudine. La statua del santo è collocata al centro di questo modesto altare, con al suo fianco la Madonna e la statua di San Francesco d'Assisi. Come vedete è vestito da militare romano, egli era infatti un militare al servizio dell'impero romano di Massimiliano e venne martirizzato dopo aver confessato la sua fede nel cristianesimo. 2 porticine poste a lato dell'altare ci conducono all'abside, che è stata adibita a piccola sagrestia. È un santo molto venerato qui in Gallura, infatti gli si dedicano ben 3 festeggiamenti nel corso dell'anno. La prima festa viene fatta la seconda domenica di maggio, mentre le altre 2 rispettivamente la prima e l'ultima domenica di settembre. Proprio in queste occasioni, su questi maestosi tavoli in granito, all'ombra di bellissimi esemplari di olivastri secolari, tutti i convenuti degustano i piatti tipici della Gallura, principalmente a base di carne bovina. Alle funzioni religiose e al sostanzioso pranzo del mattino seguono la sera canti e balli, tra cui in primis il tipico ballo gallurese dello Scottis. Poco distante dalla chiesa si trova anche un piccolo cimitero campestre, chiamato Chiappitto, in cui venivano sepolti gli abitanti della zona. Proprio qui, per ricollegarci alla storia del poeta Cucchetto,
vennero tumulate le salme della sua prima moglie Maddalena e del suo primo figlioletto. Da questa grotta sono ancora visibili i resti umani dei defunti. Seduto all'ombra di questo olivastro secolare, ora vi leggo i primi versi di una poesia dedicata proprio a San Bacchisio da un altro importante poeta gallurese contemporaneo, che si adopera attivamente per mantenere vive le tradizioni e la lingua gallurese, Andrea Columbano. Tra l'altro, ogni giovedì Andrea, alle 21, sull'emittente televisiva Gallura Live, visibile al canale 815 del digitale terrestre, conduce la trasmissione chiamata Poeticamente in Lingua, nella quale appunto si parla e si leggono opere della cultura e delle tradizioni galluresi. La sua poesia si intitola appunto Santu Bacchisi e inizia così: Santu Bacchisi, festa di campagna, d'una bedda cussoglia gadduresa, da limanni la storia alla giuntesa, chinci si preca, si canta e si magna, chinci si badda e brinca ed è compresa, consola la passona la cuccagna, cassilagna di chisti soprastanti, fa e da mali pur utilizzanti. A conclusione di questa motoavventura vi cito un verso del poeta Cucchettu che viene riportato in un'apposita pietra posta nella via principale del paese di Telti, che recita così: l'uomo passa una volta in fioritura, frase con la quale il poeta, osservando il rinnovarsi stagionale della natura circostante, constata con rammarico che all'uomo non è stato concesso il rinnovarsi stagionale della sua giovinezza. E se anche questa motoavventura dedicata alla piccola chiesetta di San Bacchisio vi ha emozionati, mi raccomando lasciate un like, condividete questo video con i vostri amici ed iscrivetevi al canale per non perdere le prossime entusiasmanti destinazioni. Ciao avventurieri!